Vuoi diventare operatore sociosanitario? Sai che è una figura sempre più richiesta, che ti assicura un immediato inserimento nel mondo del lavoro? La Regione del Veneto autorizza i corsi che prevedono delle ore di tirocinio e di teoria. Al termine del percorso otterrai un attestato di qualifica professionale, riconosciuto in Italia e nell'Unione Europea. Potrai lavorare nei servizi sociosanitari, pubblici e privati, come ad esempio ospedali, RSA, case di riposo, centri diurni, comunità alloggio. Ricordati che le scuole o gli istituti privati non autorizzati organizzano corsi di formazione e rilasciano attestati non validi nei concorsi pubblici e nelle strutture private accreditate. Per essere ammessi alla selezione è sufficiente un diploma di scuola secondaria di primo grado, terza media. Il corso è rivolto sia a persone occupate che disoccupate. I corsi sono a pagamento, ma se sei disoccupato informati bene. La Regione del Veneto, grazie al Fondo Sociale Europeo, può concedere a chi ha i requisiti un voucher formativo individuale di 1.500 euro. Sei ancora in tempo per partecipare alle prossime selezioni del 15 aprile per frequentare uno dei corsi in partenza a giugno. Per ulteriori informazioni e per avere l'elenco degli enti autorizzati, visita www.regione.veneto.it/os.